1° dicembre 2010. Parte ufficialmente da qui, nello splendido salone da ballo del Museo Correr, con l'accordo di collaborazione firmato da ben 5 diversi enti territoriali, la corsa di Venezia per diventare capitale europea della cultura nel 2019. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e di Bolzano, la provincia di Venezia. Tutte a fianco del Comune di Venezia per sostenere la candidatura di una città che già di per sé è da sempre considerata nel mondo luogo privilegiato d'arte e di cultura. Il capoluogo lagunare sarà però in questo caso il capofila di un territorio molto più vasto, ma che ha con esso profonde radici comuni di natura storica, economica e appunto culturale. È una candidatura che ha un senso proprio perché non riguarda soltanto la città, ma riguarda un ampio territorio che in questo modo viene ancor più messo in collegamento, in rete. Quindi la candidatura Città della Cultura non vuol dire soltanto iniziative culturali, ma vuol dire anche proposte di sviluppo di tutto il territorio da un punto di vista economico, delle infrastrutture e del recupero anche di aree che possono essere dedicate a queste iniziative. Da qui il protocollo d'intesa sottoscritto col sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, da Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia, Elio De Anna, assessore regionale alla cultura del Friuli, Luis Durnwalder, presidente della provincia autonoma di Bolzano, Franco Panizza, assessore alla cultura della provincia autonoma di Trento, e Luca Zaia, governatore del Veneto. È una candidatura a pieno titolo, una candidatura nella quale noi crediamo e siamo convinti di non avere assolutamente problemi a raggiungere l'obiettivo, visto e considerato che è già stata attribuita all'Italia, l'Italia poi dovrà decidere il favore a questa comunità. Siamo pronti ad affrontare in maniera gandhiana assolutamente i nostri competitors, visto e considerato che le credenziali che ha il Veneto con Venezia, il Trentino Alto Adige e il Friuli sul fronte della cultura non ce le ha nessuno. Primo atto dopo la formalizzazione della candidatura sarà la creazione di un comitato di lavoro. Un comitato che dovrà elaborare le proposte per il 2019, per le iniziative che dovranno essere prese nella realizzazione di questa capitale della cultura, ma che non deve vedere soltanto al 2019, deve anche pensare ad una serie di iniziative da realizzare nello spazio che ci separa fino al 2019. Ancora non si conoscono i nomi delle altre eventuali città italiane concorrenti di Venezia. Avendo già stabilito l'Unione Europea che la capitale europea della cultura del 2019 dovrà essere italiana, spetterà al nostro governo, sulla base dei progetti presentati dai vari comitati promotori, fare la scelta finale, attesa per il 2013.